Buongiorno, benvenuti. Anche questa mattina ci occupiamo delle elezioni regionali in Veneto. Qui con me ho Flavio Tosi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Coordinatore regionale di Forza Italia Veneto, ma soprattutto capolista in tutte le liste provinciali di Forza Italia. Innanzitutto, che clima c'è all'interno della coalizione di centrodestra? È una corsa quasi a tre, ma dove ognuno dei tre cerca di ottenere un buon piazzamento. Beh, diciamo che, detta molto francamente e senza voler offendere Manillo e il centro-sinistra, siccome in Veneto il risultato elettorale è abbastanza scontato. Come per noi l'Emilia Romagna e la Toscana sono off limits, per loro è il Veneto, cioè il centro-sinistra in Veneto perde. E quindi è più interessante e più vivace il confronto interno a centrodestra, che non vuol dire uno scontro, vuol dire vedere chi arriverà. Beh, arriverà primo Fratelli d'Italia, perché anche io, se io sono di Forza Italia, insomma, arriva primo Fratelli d'Italia. Dopodiché chi arriva secondo e con quali numeri, quella è una cosa interessante, sarà la vera battaglia di questa campagna elettorale, un confronto interno che comunque è buono perché più il centrodestra è vivace, più complessivamente aumenta i consensi. Ma è una vivacità o un litigio? No, litigio no. Litigio no, perché con Alberto Stefani e anche con Luca De Carlo e Antonio De Poli, che insomma sono i quattro riferimenti, ci conosciamo da moltissimi anni, siamo stati a Roma assieme, c'è un rapporto più che cordiale, franco, sereno, diversamente da questi ultimi 5 anni dove c'era monocolore, perché la Lega e la lista Zaia 5 anni fa ottennero 34, se non erro, consiglieri regionali su 50, quindi la larga maggioranza assoluta da soli. Questa volta invece ci sarà una democrazia di centrodestra vera, quindi ci siamo già trovati infatti con i segretari di centrodestra che si parlano, con la maggioranza che si confronta e con delle decisioni prese dal centrodestra. Però lei prima faceva riferimento agli avversari che questa volta si presentano uniti e avversari che a mio avviso insomma hanno qualche freccia in più al loro arco rispetto alla passata edizione. Insomma, il fatto che Zaia sia relativamente fuori dalla competizione può dare qualche opportunità di un risultato meno netto, e soprattutto noi, ascoltando un po' il programma sia del vostro candidato che dell'avversario, insomma ci sono tanti punti in comune. Sì, dopo dipende quello che uno enuncia e quello che uno può fare, perché mentre il centrodestra dice, come dice, cose, concetti e idee vicino al mondo dell'impresa, allo sviluppo, ai posti di lavoro, l'economia, anche Manildo lo dice o prova a dirlo, però fra i suoi simboli ce n'è uno che c'ha dentro addirittura la falce martello, quindi il Partito Comunista. Quindi Manildo dice delle cose fingendo, cercando di essere un po' di centrodestra, ma la sua coalizione è di centro-sinistra, sinistra, e questo l'elettorato veneto lo sa. Quindi loro è solo se perderanno male o un po' meno che male, finirà 60-30 perché più o meno sono questi i numeri. Però nel centrodestra voi siete la forza più moderata, anche voi insomma avete delle posizioni, no, diciamo così, piuttosto animate. Tra l'altro Forza Italia ha in lista anche Darè, che è un leghista della prima ora, un leghista duro e puro potremmo dire. Allora, all'interno del centrodestra l'importante è poi restare dentro il perimetro. Negli anni ci sono stati molti spostamenti. Quando Forza Italia, come è stata per moltissimi anni, era il partito maggioritario, dopodiché è salita la Lega e ci sono stati tanti da Forza Italia che sono passati anche in Lega, dopodiché c'è stato uno spostamento verso Fratelli d'Italia, che oggi è il primo partito, e adesso che Forza Italia è di nuovo un partito competitivo e attrattivo, ci sono delle persone che si avvicinano a Forza Italia o rientrando in Forza Italia, o magari chi è scontento per qualche motivo della precedente appartenenza politica, tipo Tony Darè, che fra l'altro è un amico perché con Tony abbiamo fatto politica assieme qualche decennio, sindaco anche lui, europarlamentare anche lui, consigliere regionale anche lui come sottoscritto, però ripeto, l'alveo resta quello, cioè comunque sono voti che rimangono all'interno del centrodestra, che è quello che vuole, cioè sarebbe anomalo e poco accettabile e poco comprensibile che uno passi dal centrodestra alla sinistra, ma se resta all'interno dell'alveo del centrodestra va bene. Ma quando si cambia schieramento, perché cambia
la persona o invece cambia il partito in cui uno milita? Beh, allora dipende, nel senso che, per dire il mio caso, io sono entrato in Forza Italia formalmente 3 anni fa, anche se il dialogo positivo con Forza Italia, col presidente Berlusconi, con il segretario Tajani c'era già anche da prima. E io le idee che avevo prima, io ero federalista, sono rimasto federalista, ero autonomista, sono rimasto autonomista, ero contro la secessione e sono contro la secessione, sono per la permanenza dell'Italia nell'euro e nell'Europa, quindi qualcun altro ha cambiato idea, io mantengo le stesse idee che avevo prima. Ecco, questo rimanere all'interno dell'Europa però è un po' un elemento che sembra non sia tra le priorità, no? Un po' di Fratelli d'Italia, almeno parlando di questa Europa sovranista. In questo tema, dato che appunto lei è europarlamentare, sono notizie di stampa così campate in aria oppure c'è sostanza? Cioè l'Europa sta cambiando? Allora, sovranista è una parte di chi sta nell'Europarlamento che è minoranza netta, che non ha nessuna facoltà di incidere, perché anche là c'è una maggioranza e una minoranza. La Lega, perché questo è un dato oggettivo, fa parte dei patrioti che sono appunto i sovranisti, dove c'è Orbán, eccetera. Esattamente. Dopodiché Fratelli d'Italia, noi siamo Partito Popolare Europeo come Forza Italia, quindi siamo maggioranza organica in Europa da sempre, perché Forza Italia è un partito sempre stato europeista per volontà, secondo me, lungimirante del Presidente Berlusconi. Fratelli d'Italia, basta guardare le scelte della Premier e il rapporto di stima e di fiducia del quale gode Giorgia Meloni in Europa. Giorgia Meloni è una leader europea, europeista, ha espresso come commissario e fra l'altro come vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto europeista, quando ha fatto il discorso di insediamento ha replicato e ribadito la linea europeista dell'Italia e tutte le scelte che sta portando avanti Giorgia Meloni sta portando avanti sull'Ucraina, su tutti anche i contesti complicati che ci sono a livello internazionale, assolutamente in linea con una condivisione, che non vuol dire subire l'Europa, perché in passato l'abbiamo subita. Vuol dire che oggi l'Italia, con Giorgia Meloni, con un governo molto forte e con una maggioranza forte, diversamente dalla Francia e dalla Germania, la Francia che è un governo che non sta neanche in piedi. La Germania, quando abbiamo votato l'Europea c'era un governo, adesso ce n'è un altro, invece l'Italia, prima e anche dopo, c'era quel governo molto forte, molto considerato, e quindi oggi Giorgia Meloni ha una parte da protagonista in Europa. Tornando al suo ruolo, lei capolista in tutte le province del Veneto, lei proprio in fine legislatura, ma anche prima, ha attaccato molto le scelte legate alla sanità. Lei stesso però viene accusato, tra virgolette, di voler favorire, no, la sanità privata accreditata, che è una cosa diversa dalla sanità privata netta. Quali contributi intende portare? Cioè, si sa che è stato indicato come probabile assessore alla sanità. Beh, allora, il mio segretario nazionale, fra l'altro parlando di Europa, è una persona che gode di un rispetto assoluto da parte dell'Unione Europea, che è Antonio Tajani. Potrà essere, a mio avviso, ma non perché è il mio leader, ma perché lo si sente parlando con i cittadini e le cittadine. Antonio Tajani è una persona che piace molto per il suo modo di fare, garbato, moderato, competente e comunque decisionista, per quello che deve dire, poi lo dice e lo fa. Antonio Tajani ha chiesto alla coalizione che Flavio Tosi torni a ricoprire il ruolo di assessore alla sanità, perché l'avevo fatto anche a suo tempo. Noi non è che abbiamo espresso delle critiche tanto per fare l'opposizione, anche perché siamo sempre stati parte della maggioranza. Ci sono delle criticità che ci sono sulle liste d'attesa in sanità, perché dal punto di vista dell'emergenza-urgenza, la grande interventistica, cioè su le cose particolarmente complesse e all'avanguardia, il Veneto è al top, insieme alla Lombardia, insieme ad alcune altre regioni. Sulle liste d'attesa abbiamo difficoltà, le abbiamo sulle liste d'attesa per la diagnostica, anche per gli interventi programmati, protesi, cataratte, cose così. Sul sociale, case di riposo, ci sono 10.000 anziani che sono in lista d'attesa per la casa di riposo, e parliamo di anziani gravemente non autosufficienti,
e persone che spesso hanno anche problemi neurologici, patologie tipo Alzheimer, che sono particolarmente complesse. Quindi un problema sulla sanità c'è e lo deve risolvere, come è sempre stato, con una funzione complementare fra il pubblico e il privato convenzionato, che non vuol dire favorire uno a svantaggio dell'altro o viceversa, vuol dire che quello che serve lo chiedi anche al privato convenzionato. Mancano cataratte, mancano protesi d'anca, mancano alcune prestazioni diagnostiche, le chiedi agli ospedali pubblici come al privato convenzionato e compri, perché questo fa il gestore del sistema sanitario, compra le prestazioni. Cosa significa? Io sanità regionale compro dall'ospedale di Treviso, da quello di Padova, di Venezia, eccetera, ma anche del privato convenzionato, compro le prestazioni che servono e abbatto le liste d'attesa. Ma questo non diventa poi, invece che comprarle al privato accreditato, Io le compro, implementare il pubblico? no, io le compro da tutti, quello dicevo. Io le compri dal pubblico e anche dal privato convenzionato, come diceva Deng Xiaoping, era lui che lo diceva. Non è importante di che colore sia il gatto, ma l'importante è che il gatto prenda il topo. Al cittadino, al paziente con la ricetta, che vada dal pubblico o dal privato convenzionato che fa una funzione pubblica. Se uno va alla clinica convenzionata o all'ospedale convenzionato con il pubblico, va con la ricetta e gli danno la prestazione. Al paziente gli interessa che gli venga data la prestazione in determinati tempi, tanto per capire un numero, per far capire la criticità nella quale viviamo oggi. 2024, il valore della sanità pubblica del sistema sanitario regionale sono 12 miliardi, questo è il costo. Noi veneti nel 2024 abbiamo speso 3 miliardi e 900 milioni, oltre i 12, 3 miliardi e 900 milioni di tasca nostra per prestazioni privatistiche. E lì sono le assicurazioni, perché c'è chi ha l'assicurazione, chi sta bene che decide di andare comunque nel privato, ma una larghissima parte di quella enorme, perché 4 miliardi oltre ai 12 è una cifra enorme, una larga parte di quei 4 miliardi è il cittadino o la cittadina che prova ad avere la prestazione nei tempi, non la ottiene e se la deve comprare, pagandola molto ma molto di più. Per questo dico, la regione, come feci io ai miei tempi, deve comprare le prestazioni da tutti, pubblico, privato, convenzionato, in modo tale da non far spendere quei 4 miliardi che oggi i cittadini pagano per comprarsi la sanità privatamente. E la perequazione del ticket, che se ne parlava a suo tempo, cioè calibrare il ticket a seconda del reddito, può essere un'idea? Quella sarebbe una cosa che, se Alberto Stefani, il nostro candidato governatore, che fra l'altro è un bravo governatore, sarà, perché lo sarà perché vincerà, è anche insomma un amministratore, persona con la quale c'è un bellissimo rapporto all'interno di tutto il centrodestra. Se si condividesse questo percorso se a Flavio Tosi chiedono di pagare di più una prestazione, Flavio Tosi economicamente non sta male, è giusto che possa pagare qualcosa in più e aiutare invece chi è in difficoltà. L'operaio non può permettersi quello che magari può permettersi chi sta meglio e quindi in un momento dove c'è difficoltà, perché il potere d'acquisto è diminuito, perché è aumentato il costo dell'energia, è aumentato tutti i costi e gli stipendi sono rimasti sostanzialmente invariati, aiutare chi è in difficoltà, ma fra l'altro credo sia anche nell'indole dei veneti, cioè i veneti non si sono mai sottratti quando c'è da aiutare qualcuno in difficoltà. C'è il rischio di introdurre l'IRPEF? Allora, l'addizionale IRPEF, due dati. Uno, c'è in tutte le regioni d'Italia, non ce l'ha solo, senza offesa, la Calabria e la Campania, per dire regioni che magari si ritengono un po' più in difficoltà amministrativa. Tutte le altre 19 regioni d'Italia ce l'hanno. C'è la Lombardia, c'è il Piemonte, c'è l'Emilia Romagna. E quello che viene introitato dall'addizionale IRPEF, tutte le regioni, tutte, lo mettono sul sociosanitario, non lo mettono in altro, lo dedicano esclusivamente al sociosanitario. Parlavamo prima di liste d'attesa, anche perché l'addizionale IRPEF, quella ha quel principio, perché tu l'addizionale IRPEF, siccome decidi tu come applicarla, la applichi a chi ha un reddito più alto, non la vai a chiedere a chi ha un reddito basso. E in quel modo dai una mano anche sulle liste d'attesa, poi ripeto, tutte le regioni d'Italia, o noi siamo gli unici bravissimi, noi soli veneti, rispetto ai lombardi, rispetto ai piemontesi, rispetto agli emiliano-romagnoli, o forse un ragionamento va fatto. Però la Lega è contraria, se non sbaglio, non so Fratelli d'Italia quale allora, l'assessore uscente Calzavara, in una delle ultime interviste prima della fine del mandato, ha detto onestamente che lui ci aveva pensato, che ne aveva parlato con il governatore Zaia e poi la cosa era rimasta lì. Però è un ragionamento che non vuol dire che si deve fare.
Però pensare che appunto noi veneti tiriamo fuori 4 miliardi all'anno per prestazioni specialistiche, forse un ragionamento che abbatte il costo, perché in realtà se tu compri come regione la prestazione specialistica dal privato come anche dal pubblico, non la paghi 150-200 euro. Io se vado a fare una visita privata spendo 200 Sì, euro. costa meno ovviamente la legge dei grandi numeri. Appunto, se invece io la compro come regione, dal pubblico come dal privato convenzionato, mi costa meno della metà. Quindi vuol dire che io ci metto 200 milioni, i cittadini risparmiano mezzo miliardo. Per quanto riguarda, lei prima parlava di sociale, no? I punti elencati del programma vostro da Alberto Stefani, c'è molta attenzione al sociale, alla cura della persona, eccetera. La riforma delle IPAB per quei 10.000 posti che servono nelle case di riposo può essere una strada, e poi il sostegno alle famiglie che curano le persone a casa, che le indennità non sono niente rispetto a quello che ti costa l'assistenza H24. Come pensate di, tra l'altro ci sarà un assessorato al sociale ed uno alla sanità, ecco, e quindi per interagire, nel sociale, che tipo di idee avete? Beh, allora l'unificazione degli assessorati è stata una cosa degli ultimi anni che prima non c'era e, come è stato chiarito, non ci sarà più, perché sono due assessorati molto pesanti dal punto di vista, insomma, del ruolo. Sanità e sociale sono fra le voci più importanti anche rispetto a quello che si aspettano i cittadini. E siccome sono due bilanci da tenere separati, nel senso che quello che dai al sociale deve essere del sociale, quello che dai alla sanità deve essere della sanità, che dopo collaborano dal punto di vista gestionale, ma i budget devono essere difesi, nel senso che altrimenti se tu metti tutto assieme puoi togliere di qua, mettere di là, non va bene. Anche, spesso ci rimette il sociale, fra l'altro, in questo meccanismo, ma che ci sia da fare una riforma delle IPAB e anche pensare comunque all'innovazione tecnologica, alla telemedicina, al telemonitoraggio, cioè cercare il più possibile di aiutare l'utente, il paziente, finché è a casa, finché non deve entrare in struttura. E poi anche quando entra in struttura bisogna comunque pensare a una logica di gestione diversa. Tu anche rette più basse. Ma al di là delle rette che ovviamente stanno diventando insostenibili, e anche qui per quello dico, torna al discorso dell'addizionale IRPEF, ma oggi se tu hai un paziente che ha un problema in casa di riposo, prendi l'ambulanza, lo porti all'ospedale, lo riporti indietro. E succede in maniera sistematica che tutte queste ambulanze, prendere l'ambulanza, portarla avanti e indietro, al di là che non gli fa bene dal punto di vista della salute, perché vuol dire una persona molto anziana e molto fragile, ma è un costo. Certo. Quindi bisogna pensare a dei modelli organizzativi anche per la casa di riposo che evitino questo spreco di risorse, perché i continui spostamenti sono anche uno spreco di risorse, e rendano più efficiente il sistema. Se la casa di riposo fosse integrata con la casa di comunità anziché con l'ospedale, e quindi che sia il medico che va in casa di riposo e non viceversa. Utilizzando meglio il personale, cioè fai delle economie di scala e quindi eviti degli sprechi. Oggi non siamo in grado di gestire quello che gestivamo prima, mancano medici, mancano infermieri, mancano operatori sociosanitari, mancano medici di base, siamo tutti un po' più poveri. Dobbiamo riorganizzare il sistema. Bene, io ho terminato il tempo a disposizione, ringrazio Flavio Tosi, coordinatore ma anche candidato di Forza Italia, e ci rivediamo domani, altri candidati, proprio per così illustrarvi quelli che sono i programmi di chi si appresta a candidarsi per governare il Veneto nei prossimi 5 anni. Grazie e arrivederci. Grazie a voi e buona giornata. Grazie.